La Banca Europea ha finanziato con 350 milioni di euro il gruppo Danieli per sviluppare progetti innovativi e green per la produzione dell'acciaio. Il prestito servirà in particolare per implementare l'attività di ABS. Non avrebbe accettato il no della sua ex a tornare con lui e poi l'avrebbe molestata e minacciata. Per questo è a processo per stalking. Protagonista della vicenda un avvocato udinese che avrebbe tormentato l'ex fidanzata per anni. Il friulano entra nel novero delle lingue in cui è stampato il calendario dei carabinieri. È la prima volta per l'ALMA, collaborazione tra Arlef, Regioni Militari che lo distribuiranno in tutto il mondo. Originale giustificazione di un professionista di Palmanova. Sulla vetrina compare il cartello con scritto "Chiuso per recita natalizia" e corre dalla figlia per ascoltare i canti. Presentata la brochure sulla tappa friulana del Giro 2023, la crono del Monte Lussari dal 2003, 20 anni di organizzazione targata Enzo Cainero, il figlio Andrea, lo aspettiamo a braccia aperte. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina economica e del lavoro. Nella sede di Butrio della Danieli è stato sottoscritto un finanziamento da 350 milioni di euro che la Banca Europea concederà al gruppo per sviluppare progetti tecnologici e sostenibili, in particolare per ABS Italia e Croazia. Un riconoscimento alla tecnologia all'avanguardia dell'azienda friulana. 350 milioni di euro, a tanto ammonta il finanziamento concesso dalla Banca Europea alla Danieli, leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici. Il prestito bancario dell'UE a tassi vantaggiosi a lungo termine, siglato oggi a Butrio, contribuirà a promuovere l'economia circolare attraverso la produzione di acciaio riciclato. L'industria Danieli è sicuramente all'avanguardia in questo tipo di processo e noi come Banca Europea per gli investimenti stiamo fornendo questo finanziamento a sostegno della ricerca e sviluppo, al sostegno di linee di produzione che emetteranno sempre meno CO2 e in questo senso sono degli obiettivi che sono perfettamente in linea con i target che noi come Banca Europea per gli investimenti abbiamo. Si tratta della quinta operazione siglata da BEI e Danieli negli ultimi 25 anni per un totale di 580 milioni di euro e il finanziamento aiuterà il gruppo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. I progetti principali sono il rinnovamento dell'acciaieria a Cargnacco in Italia, nuovi forni a bassa emissione, investimenti per migliorare l'economia circolare della gestione del rottame e un impianto di laminazione in Croazia e tutta la ricerca, il programma di ricerca triennale che facciamo qua in Danieli a Butrio. La Banca dell'UE, che oggi ha visitato gli stabilimenti di Butrio, stima che durante l'attuazione del progetto verranno creati 250 posti di lavoro. Veniamo riconosciuti dalla Banca Europea come un'azienda frontrunner nelle tecnologie per la riduzione del CO2, per rendere competitivo l'acciaio europeo. Interessante ovviamente anche il finanziamento a lungo termine per l'ABS, che ci permetterà di essere più leggeri e snelli nei prossimi 2 anni a fare quello che serve per continuare a progredire, migliorare ed essere competitivi. Rallenta la crescita dell'occupazione nel terzo trimestre 2022 in Friuli Venezia Giulia, in linea con le tensioni sui prezzi al consumo e alla produzione, ma considerando l'andamento annuale il livello occupazionale rimane comunque elevato, trainato da industria più 3,9% e costruzioni più 3,8% e dall'export più 9,6%. Lo rileva l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Secondo il report, la domanda di lavoro in regione è ancora da record, con oltre 205.000 assunzioni, più 14,3%, e sono ancora in crescita i posti di lavoro stabili, più 54,9%. Il livello dell'occupazione infine è persino superiore rispetto al 2019, con 16.000 unità in più, pari al più 3,2%.
La Wilm denuncia il lavoro a chiamata imposto a circa 700 lavoratori della Freud, distribuiti tra gli stabilimenti di Pavia di Udine, Martignacco, Colloredo di Monte Albano e Fagagna. L'azienda di elettroutensili e lame circolari, nata a Udine, ora in mano alla multinazionale tedesca Bosch, a dicembre ha subito un drastico calo di lavoro, una situazione imprevista e imprevedibile che anziché spingere i vertici a chiedere la cassa integrazione guadagni, scrive in una nota il sindacato, ha portato l'impresa a presentare ai suoi dipendenti due opzioni: presentare domanda per utilizzare le ferie accumulate ancora da accumulare nel 2023, oppure rimanere a casa utilizzando i permessi non retribuiti in attesa di essere chiamati al lavoro. A riferirlo preoccupato il segretario Giorgio Spelat, che definisce le due opzioni inverosimili e disorientanti per i dipendenti. Ma ci sono anche buone notizie sul fronte del lavoro. Nell'ultima busta paga dell'anno i 400 dipendenti della ICOP di Basiliano troveranno 300 euro netti in più ciascuno, un modo con il quale l'azienda vuole sostenerli per l'aumento dei prezzi legati al caro vita. Per ICOP il welfare aziendale è una priorità. Complessivamente nel corso dell'anno sono stati erogati bonus a impiegati operai per circa 450.000 euro. Significativo l'impegno nel programma di incentivo per contrastare gli infortuni. Nel 2022 sono stati erogati bonus zero infortuni per oltre 180.000 euro. Per Pietro Petrucco, amministratore delegato del gruppo, è importante condividere i risultati del lavoro collettivo con tutta la comunità aziendale. Per noi, conclude, è anche un modo per far fronte comune contro l'emergenza in questo momento di difficoltà per l'impennata del costo della vita. Una manovra che mette al sicuro i conti italiani. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, approva la prima legge finanziaria del governo targato Giorgia Meloni. Risorse per la sanità e conti in ordine. La prima legge finanziaria del governo di Giorgia Meloni vede il parere più che positivo da parte del presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Se non sbaglio il governo deve presentare un ulteriore emendamento, insomma ci sono dei passaggi positivi, penso, e parlo da presidente della conferenza delle regioni, all'aumento di 2 miliardi 150 milioni del Fondo Sanitario Nazionale, e di cui questo 1 miliardo e 4 sono per l'aumento dei costi dell'energia, a cui saranno coinvolte anche le regioni a statuto speciale e le province autonome. È un fondo che poi aumenterà 2 miliardi e 3 nel 2024 e 2 miliardi e 6 nel 2025 in modo strutturale. Dobbiamo ancora risolvere per alcune regioni, non ovviamente il Friuli Venezia Giulia, però la questione del costi dell'energia 2022, e devo dire per il resto mi sembra una misura forte e una misura anche che rende stabili i conti italiani e quindi va a smentire tutta quella racconto, novella che volevano far credere dove il centrodestra del governo non c'è dovrà essere responsabile. Penso misure importanti, ma all'interno di una tenuta dei conti nazionali. Con un decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza determinatosi per il traffico e la mobilità sull'autostrada A4 nella tratta tra Quarto d'Altino e Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Ne dà notizia il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al quale l'atto è stato inviato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. È una buona notizia, commenta Zaia, che consente di continuare a fare tutto il possibile per risolvere problemi che nel tratto che coinvolge il Veneto sono quotidiani e spesso causa di gravi incidenti. Ed ora il caso Qatargate. Il sindacalista Luca Visentini, udinese, tirato in ballo nell'inchiesta, oggi ha smentito ogni ipotesi di corruzione attraverso una nota. Ho ricevuto una somma dalla ONG Fight Impunity per un importo complessivo inferiore a 50.000 euro, ha scritto, sotto forma di donazione per rimborsare alcuni costi della mia campagna per il congresso della ITUC, la Confederazione Internazionale Sindacati, denaro che ho trasferito come tale al Fondo di Solidarietà ITUC per sostenere i costi di viaggio al congresso per i sindacati. E prosegue, non mi è stato chiesto, né ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione. Smentito ogni tipo di corruzione, Visentini ha affermato che farà di tutto per difendere la sua reputazione e quella del sindacato che rappresenta.
Avrebbe molestato la sua ex perché rifiutò di tornare insieme a lui. A processo per stalking un avvocato di Udine. Non avrebbe accettato il no della sua ex a tornare con lui e poi l'avrebbe molestata e minacciata. Per questo è a processo per stalking. Protagonista della vicenda è un avvocato udinese che, stando al capo di imputazione, avrebbe tormentato per quasi 3 anni la donna con la quale aveva avuto una relazione. Secondo l'accusa, il legale si lasciò con la donna e per 2 anni ebbero un rapporto di amicizia, poi le chiese di riallacciare la relazione, ottenendo in cambio un rifiuto. Approfittando del fatto che l'ex lavorava nell'ufficio a fianco al suo, cominciò a chiederle continui colloqui, a mandarle messaggi, a controllare i suoi spostamenti, seguendola e fotografandola, a inviare tramite social dichiarazioni anche minacciose e offensive a lei e alla cerchia delle sue amicizie. Poi si mise in contatto con il padrone di casa della malcapitata e con il suo nuovo fidanzato, dipingendola come una donna di facili costumi. Di tutt'altro avviso il difensore dell'uomo, l'avvocato Francesco Dall'Asta. In realtà, dice il legale, la storia non si era mai interrotta, non c'è stato alcun atto di molestia nei confronti della donna e confidiamo di poterlo dimostrare in giudizio. La prossima udienza, che prevede l'esame dell'imputato, è fissata per marzo. Era già stato assolto in appello, ma il coltello a Serramanico gli era stato confiscato, così lui è ricorso in Cassazione e lo ha riottenuto. È la storia di un senza fissa dimora, originario di Grado. Ricorre in Cassazione per riavere il coltello a Serramanico confiscato dal tribunale e vince. È la singolare vicenda di un 45enne senza fissa dimora originario di Grado, condannato in primo grado nel marzo 2021 dal Tribunale di Trieste a 6 mesi di reclusione per invasione di edificio e porto ingiustificato di coltello a Serramanico. In appello l'uomo fu assolto da entrambe le accuse con la formula perché il fatto non sussiste, ma fu confermata la confisca del coltello. Proprio contro tale confisca l'uomo si è appellato alla Cassazione che gli ha dato ragione. Il giudice ha ribadito che l'obbligatorietà della confisca non si applica in caso di assoluzione per insussistenza del fatto, ordinando la restituzione dell'oggetto. Ha accusato un malore mentre stava lavorando alla realizzazione di un capannone per un nuovo impianto, si è accasciato a terra ed è morto. Un operaio albanese di 44 anni di Fontanafredda, dipendente di una ditta specializzata nel montaggio di carpenteria metallica, è morto nel primo pomeriggio di oggi alla Fantoni di Osoppo. L'uomo si trovava sul tetto del capannone in compagnia di un collega quando improvvisamente si è rivolto all'altro operaio dicendo di non sentirsi bene. Sono state queste le sue ultime parole. Il 44enne poco dopo si è accasciato e non ha più ripreso coscienza. Immediata la richiesta di soccorso al 112. Alla Fantoni è arrivato subito personale sanitario attivato dalla centrale Sores di Palmanova con i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. Non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'uomo che è avvenuto per cause naturali. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo. Importuna i clienti del bar pasticceria Amélie di Castions di Strada e quando arrivano i carabinieri si scaglia contro di loro. Un uomo di 32 anni di Lestizza è stato denunciato dai carabinieri di Mortegliano per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato ieri sera, l'uomo era in evidente stato di alterazione alcolica. Brutta sorpresa, ancora cronaca, per un odontoiatra di 40 anni che ieri sera tra le 18:45 e le 20 ha subito il furto del proprio zainetto all'interno del quale vi era strumentazione odontoiatrica del valore di 30.000 euro. Il medico, originario di Udine ma residente a Milano, stava viaggiando su un Freccia rossa proveniente dal capoluogo lombardo quando al momento di scendere alla stazione di Udine si è accorto che lo zainetto era sparito dalla cappelliera e ha così sporto denuncia ai carabinieri. Un incendio di vaste proporzioni ha seriamente danneggiato ieri notte Villa Luisa Strassoldo ad Aiello del Friuli. Le fiamme hanno interessato 2 stanze. Nel pomeriggio era stato allestito un set fotografico.
Un incendio di vaste proporzioni interessato ieri notte Villa Luisa Strassoldo ad Aiello del Friuli. L'allarme è scattato alle 1:30 dopo che un vicino ha visto fumo e fiamme sprigionarsi dalla residenza storica che risale al 600. Sul posto, il civico 11 di via Vittorio Emanuele, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, supportati dai colleghi di Udine. I pompieri hanno iniziato subito l'opera di spegnimento del rogo, che era divampato in 2 stanze su 2 piani distinti di grandi dimensioni. Il solaio è andato completamente distrutto, ingenti danni considerato il valore storico della villa e gli affreschi interni. Nel pomeriggio all'interno della residenza era stato allestito un set fotografico e da quanto si è potuto apprendere i caminetti che si trovano nelle 2 stanze erano stati accesi. Le fiamme sarebbero comunque partite per cause accidentali, ma comunque in corso di accertamento da parte dei pompieri e dei carabinieri della stazione di Aiello. Nessuna persona, non essendo la villa abitata, è rimasta ferita. Questa mattina i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'immobile. Esce per collaudare la macchina, perde il controllo del veicolo e finisce nel fosso. Attimi di paura questa mattina ad Aquileia, lungo la ex provinciale 8, per le condizioni di un meccanico di 19 anni alle dipendenze di una concessionaria locale. Il giovane è uscito da solo dall'abitacolo, ma dal momento che accusava dolori diffusi in più parti del corpo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cattinara di Trieste. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Palmanova. Una scossa di terremoto è stata registrata alle 4:41 di questa notte, una scossa di magnitudo 2.9 a 9 km a est-nord-est da Clauta, alla profondità di 12 km, praticamente a poca distanza dal luogo dove si era verificata un'altra scossa 2 giorni fa. L'evento è stato accertato dal Centro di Ricerche Sismologiche e non ha provocato nessun danno. Pianto evitato per una bimba friulana di 9 anni che ha rischiato di trovarsi all'attesa recita natalizia senza avere con sé entrambi i genitori. Le 2 linee di febbre della sorellina hanno bloccato a casa la mamma, che avrebbe dovuto assistere ai canti di Natale organizzata dalla scuola elementare frequentata dalla figlia più grande. Il papà, assicuratore a Palmanova, non ci ha pensato un attimo. In 4:48 ha preparato un originale avviso che ha poi affisso sulla vetrina della sua agenzia. Chiuso per la recita natalizia di mia figlia. Questa è la giustificazione che ha lasciato ai clienti prima di correre a Udine per raggiungere la piccola, già pronta ad accoglierlo con tanto di berretto natalizio in testa. La recita scolastica è andata benissimo, le lacrime della figlia sono state evitate sicuramente con la comprensione dei clienti del papà. Per lui magari un contratto in meno, ma sicuramente per lui la gioia della figlia. La stagione invernale del Friuli Venezia Giulia entra a regime. Nel primo weekend di apertura dei comprensori sciistici sono stati oltre 12.500 i primi ingressi contati nei poli del territorio. È il meteo il vero protagonista della stagione sciistica e la neve degli scorsi giorni e soprattutto le temperature più fredde hanno consentito l'apertura di tutti i poli del Friuli Venezia Giulia con 12.500 sciatori nel weekend appena trascorso e entro Natale l'apertura di tutti gli impianti. Beh sì, siamo partiti in maniera importante dopo un rallentamento dovuto alle condizioni meteo non favorevoli, siamo partiti in maniera significativa, record di ski pass venduti, più 71%, record di presenza anche sulle piste. Questo weekend abbiamo avuto dei numeri molto interessanti. Insomma, una politica dell'accoglienza, di promozione, mantenimento prezzi, di qualità delle piste che sta pagando. Adesso confidiamo in un periodo di vacanze natalizie positivo, insomma noi siamo pronti, gli impianti sono pronti, ho parlato anche con gli albergatori che mi rappresentano diverse situazioni di full, tutto pieno, quindi positivo. Per far fronte agli incendi boschivi che l'estate scorsa hanno bruciato ettari ed ettari di territorio, in Friuli Venezia Giulia nasceranno i distaccamenti rurali dei vigili del fuoco con personale altamente formato. 2 al momento i siti individuati.
1 o 2 distaccamenti rurali per far fronte agli incendi boschivi che la scorsa estate hanno messo a dura prova il Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di formare all'interno dei Vigili del Fuoco personale specializzato nel domare roghi che, se non arginati per tempo, come già visto, sono in grado di incenerire ettari ed ettari di vegetazione, minacciando i centri abitati. 2 le zone al momento identificate, quella del Parco delle Dolomiti Friulane nel Pordenonese e quella dell'Alto Friuli, con una propensione verso la zona di Venzone. Un annuncio particolarmente atteso, che oggi è stato confermato dal nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Pordenone, Matteo Carretta. Trattandosi di una zona in provincia di Pordenone e una in provincia di Udine, la direzione regionale in questo senso coordinerà, svilupperà, valuterà o, se del caso, porterà a realizzazione entrambe le strutture. I tempi però non saranno immediati. Siamo comunque in fase di approccio al tema, quindi va fatta la valutazione in effetti su che strutture ci siano disponibili, mezzi, siamo in fase di valutazione, ecco. Sarà un Natale diverso per i minori non accompagnati ospiti in una struttura di Povoletto. Dopo un controllo dei NAS era stata tolta l'autorizzazione all'uso della cucina, ora la cooperativa dovrà trovare una struttura alternativa. Il presidente della Coop dice: trattamento inspiegabile, l'uomo non vive di sole raccomandate. Stiamo parlando di esseri umani. I minori non accompagnati ospiti della struttura di Grions di Povoletto, gestita da un imprenditore mandata avanti da un imprenditore mentre la gestione dei migranti e dalla cooperativa Edis, dovranno essere spostati a breve termine. E questo in sintesi il sunto della missiva giunta in questi giorni dopo i problemi di natura igienico-sanitaria evidenziati dal sopralluogo dei carabinieri. Sono esseri umani anche loro, la struttura non è nostra, ha commentato il presidente di Edis Michele Lisco. Non ci aspettavamo un simile trattamento, ma di sicuro questi ragazzi non li lasceremo in mezzo ad una strada. Il responsabile della cooperativa, che guida un'altra decina di sedi, non ha preso bene l'arrivo di questa comunicazione che coinvolge egiziani, pakistani e afghani, puntando il dito contro chi ha notificato l'atto, ovvero il comune di Povoletto, dopo la visita del NAS e le prescrizioni igienico-sanitarie dell'ASL, come confermatoci dallo stesso sindaco Giuliano Castenetto. L'ISCO riferisce che al momento il numero di ragazzi ospitati è sceso a 11 e alcuni di loro sono stati trasferiti per problemi di salute. La prima difficoltà era stata rappresentata dalla chiusura della cucina in capo al titolare dell'albergo. Sono tutti esseri umani, rincara ancora il presidente Lisco. L'uomo non vive di sole raccomandate, mentre questi migranti non sono pezzi di carta. Vogliamo un po' di umanità. Io questi ragazzi che nei giorni scorsi, compresa l'intenzione di allontanarli dalla struttura, hanno iniziato a vagare per Grions e li abbiamo dovuti recuperare, non li lascio di sicuro in mezzo alla strada. Di sicuro l'esperienza di Povoletto è stata sconvolgente per noi e per gli stessi ospiti minori. Siamo in grande difficoltà, ma troveremo un tetto a queste persone che a Grions non hanno dato mai fastidio a nessuno. Il consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Nicoli ha presentato una proposta di legge per incentivare l'installazione di siti di produzione dell'idrogeno. Una norma per regolamentare e incentivare l'installazione di impianti per la creazione dell'idrogeno e della ricerca collegata. Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia, ha presentato una norma dedicata in Consiglio regionale. Anche sulla scia delle ottime iniziative, direi, che ha assunto il presidente Fedriga, appunto sulla Valle dell'Idrogeno, credo sia stato da parte del presidente di una scelta veramente lungimirante e di grande qualità, aggredire un tema dell'energia per trovare quelle che sono le soluzioni per il prossimo futuro. Quindi la legge va un po' in questa direzione. La norma potrebbe andare in aula entro 90 giorni, anche se l'obiettivo del proponente è di discuterla nelle commissioni e condividerla con gli altri partiti. La Camera di Commercio della Venezia Giulia ha presentato oggi il nuovo portale dedicato al mondo delle imprese. Consentirà di accedere ai macrodati delle realtà presenti sul territorio. Una piattaforma open per avere un rapido quadro delle realtà imprenditoriali potendo controllare i dati macro. La Camera di Commercio della Venezia Giulia ha presentato il nuovo portale per analizzare e capire l'economia collegata al mondo camerale. Abbiamo una banca dati enorme sulla vita e la morte delle imprese. Da lì l'idea di creare un dashboard che sarebbe questa impresa in un click, in pratica il tema di oggi. Abbiamo i dati delle imprese, per cui si va a focalizzare impresa per impresa, tutti i settori economici, dall'agricoltura al turismo ai servizi, l'industria, il commercio, l'artigianato,
dove sono localizzate, i loro fatturati. Un obiettivo, quello di rendere i dati accessibili a tutti, che nasce a livello nazionale. Noi abbiamo i dati, quindi è giusto che i dati vengano mostrati per quello che è possibile, e questo dà la capacità a chi deve attivare un'impresa in un territorio di conoscere l'humus del territorio nel quale va a investire, quali sono i settori preminenti, quali sono le relazioni col pubblico. Questo è il grande patrimonio delle Camere di Commercio. Sono molto orgoglioso da sardo di presentare oggi la versione in friulano del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri. L'ha detto questa mattina a Udine il generale Francesco Azzeni, comandante della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia. Il calendario in marilenghe nasce dalla collaborazione tra l'Arma, la Regione e Arlef. L'edizione 2023 del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri parla friulano. È la prima volta che accade. La versione in marilenghe è stata presentata questa mattina a Udine. È frutto della collaborazione tra l'Arma, la Regione e l'Arlef. Nel 2008 era stata pubblicata l'edizione in sardo. L'idea dell'ultima versione è nata da due friulani in occasione della presentazione del calendario tradizionale dei Carabinieri. A un certo punto io conosco bene ormai da anni questo amico De Talmo Mezzavilla, nome certamente friolanissimo, ci guardiamo negli occhi e diciamo c'è Mut, non è Furlan. Allora immediatamente scateniamo questo nostro desiderio, andiamo dal comandante generale e a quel punto parte la macchina per fare il calendario in friulano. Da quell'idea piccola, incrociando gli occhi di due friulani amanti della Picciole Patrie, viene fuori questo momento di iconografia. Da sardo sono particolarmente felice che a questa lingua riconosciuta che è il sardo si sia unita anche quella del friulano, e quindi è un evento storico, perché per noi il calendario dell'Arma è da sempre portatore di un messaggio di cultura, di tradizioni, di storia, ma noi siamo a servizio della gente, quindi questa è una forma ulteriore per entrare appunto in empatia e in sintonia con la gente, e lo facciamo con la lingua della terra madre. L'Arma dei Carabinieri rappresenta l'unità del paese, presente in maniera diffusa in tutti i nostri paesi, i nostri comuni, è l'asse portante della patria, possiamo dire. E che i Carabinieri abbiano voluto il calendario in marilenghe, ecco, è una testimonianza della forte integrazione che i valori espressi dall'Arma dei Carabinieri ha con i valori che esprime il popolo friulano: tenacia, lavoro, impegno, responsabilità, attenzione. È un risultato che vede però una grande riconoscenza nella popolazione, che trova nel calendario storico un momento divulgativo, ma anche e soprattutto un momento di unione con la nazione. Quindi vediamo che c'è questa riconoscenza anche da parte dei Carabinieri, che trovano nella lingua friulana un veicolo importante della fiducia nella popolazione. Oggi vedere quella lingua impressa su un calendario, che non è un calendario, è un simbolo, è un'icona, è un'identità di uno Stato, di un'istituzione pubblica, vederlo pubblicato in friulano rappresenta un traguardo importante, perché significa in fondo lo Stato che mette in vetrina una delle sue specialità, mette in vetrina una delle sue componenti fondamentali tra le tante diversità di cui è composto. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'informazione sportiva e poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di serata su Telefriuli. Arrivederci.